Questo servizio è offerto da FDL Studio, siti internet per la tua azienda. Ripartono anche quest'anno gli appuntamenti che portano alla 35esima edizione del Palio dei 10 Comuni del Montagnanese. Sabato 6 agosto, fra le vie della città e nel cortile della chiesa romanica di San Francesco, si è svolta la cerimonia del giuramento. Si rievoca così la cena offerta dal Podestà di Montagnana ai 10 comuni dell'antica Skuldascia, nella quale tutti i comuni giurano la loro fedeltà alle regole del Palio, fissate originariamente proprio in quella cena di 645 anni fa. Era infatti il 1366, il terzo dì di agosto, come ci ha tramandato la storia. Per volontà del Carrarese, signore di Padova, nel verde del vallo delle mura di Montagnana, si disputi la tenzone dei gonfalonieri e si corrano le 2 batterie eliminatorie, le quali decreteranno i 6 comuni che si disputeranno la carriera del Palio, determinando così il comune vincitore della 35esima edizione dell'età contemporanea del Palio dei 10 comuni del Montagnanese. Al termine della cerimonia vengono consegnati i ceri benedetti che, una volta accesi, siglano la volontà dei partecipanti di sottostare alle regole imposte dal Podestà di Montagnana. Una serata ricca di suggestione, di fascino e di storia, che ci fa capire un po' di più come eravamo quasi 7 secoli fa.